È con grande soddisfazione che tutto l'ospedale di Padova dà in questo momento la notizia che nelle prime ore del 14 novembre 1985 è stato qui eseguito il primo trapianto di cuore in Italia sul paziente Lazzari Ilario. Vincenzo Gallucci al suo fianco è Luigi Diana, sovrintendente sanitario dell'ospedale di Padova, a dare la notizia che tutta Italia sta aspettando. Era il 14 novembre 1985 quando in Italia si eseguì il primo trapianto di cuore. Le immagini di Antenna 3 raccontano le grandi emozioni vissute in quelle lunghe ore, il dolore per la morte per incidente stradale di un giovane trevigiano di soli 18 anni, Francesco Busnello, la gioia della famiglia di Ilario Lazzari e Vincenzo Gallucci con la sua equipe a eseguire l'espianto del cuore nell'ospedale di Treviso, poi la corsa a Padova scortati dalla polizia stradale. Poco dopo le 4 inizia l'intervento, alle 7 Ilario Lazzari ha un cuore nuovo. Schivo e ritroso, ai microfoni dei cronisti parla il professor Gallucci. Io avevo già dichiarato in passato che consideravo questo un tipo di intervento necessario. Io non sono molto emozionato. Cosa ha provato quando il cuore ha ripreso? Beh, quello è il momento più piacevole, più emozionante. Vuol dire che c'è stato qualcosa di buono. Era sicuro che sarebbe ripartito? Il cuore era molto sano, era un cuore sano, non doveva ripartire. Ad attendere in ospedale il fratello e la sorella di Ilario Lazzari, falegname di Vigonovo, che morirà per il virus HIV contratto durante una trasfusione nel 1992. Voi avete parlato con il professor Gallucci adesso? Sì. Cosa vi ha detto? Non cos'è parole che da esprimersi, insomma, vedete che uno sta una roba che si sta creando anche a me, una soddisfazione enorme che si vedeva in faccia. Mi dico una roba, ma adesso che si chiama Francesco, non so adesso a parte sua di Uria così, perché anche stanotte così da Palaima, no, da una delusione così, perché da una disgrazia si va a salvare una vita. Da allora migliaia di vite sono state salvate, migliaia di persone hanno donato il loro cuore. Vincenzo Gallucci questa storia l'aveva già sognata. Negli ultimi tempi a Padova ci sono stati diversi donatori, quindi con familiari e genitori che hanno accettato di fare questo atto di grande civiltà, e quindi io mi auguro che anche nel futuro continui così. Davvero storiche, straordinarie queste immagini di 40 anni fa dall'archivio di Antenna 3 sul primo trapianto di cuore in Italia avvenuto a Padova. Allora vi do un aggiornamento per quanto riguarda quel guasto che c'è stato all'infrastruttura Telecom in provincia di Treviso. Vi ricordo che appunto c'era questa problematica, e cioè l'impossibilità di chiamare i numeri di emergenza. Allora pare che abbiamo avuto conferma dalla nostra redazione, che il nostro Christian Arboit, che il problema è risolto per quanto riguarda il 112, quindi i carabinieri. Cerchiamo una conferma per la polizia, il 113, resta invece ancora non disponibile il numero 115 per i vigili del fuoco, quindi il problema principale riguarda i vigili del fuoco, quindi non più i carabinieri. Potete quindi chiamare i carabinieri per le emergenze, ma il numero dei vigili del fuoco è tuttora non disponibile, bloccato per questo guasto tecnico della Telecom in provincia di Treviso, e dunque vi ricordo che per urgenze chiamate il 331 690 8287, lo ripeto 331 690 8287, risponde la sala operativa di Treviso. Questo è l'aggiornamento per quanto riguarda questo disservizio, questo problema. Andiamo a vedere invece oggi, tra le tante notizie di oggi, ci sono anche i cortei, lo sciopero studentesco contro il governo in tutte le piazze principali del Veneto, quello più numeroso con oltre 500 ragazzi e studenti a Padova, l'ha seguito Marta Zatta.
Oggi giornata di sciopero anche a Padova, ma in realtà in tutto il Veneto. Il corteo partito dal piazzale della stazione si sta ora dirigendo verso il portello. Qui con me Marco Nimis, che è il coordinatore dell'UDU. Marco, il vostro impegno oggi è tutto indirizzato verso gli investimenti che sta facendo il governo Meloni. Sì, e non solo, gli investimenti sia del nostro paese sia dell'Unione Europea. In tutta Italia in questo momento stanno venendo fatte piazze dagli studenti delle scuole superiori e dagli studenti delle università, perché sappiamo cosa significa essere studenti in questo paese, sappiamo cosa significa vivere in un sistema scolastico e universitario sottofinanziato da decenni e sappiamo soprattutto che nel momento in cui i dati di collettiva parlano circa di una spesa di 930 se non più miliardi in 10 anni in armamenti, quando la percentuale di PIL che viene data all'istruzione e all'università continua ad essere la stessa o ad abbassarsi o comunque a non rispondere alle esigenze di studenti universitari e delle superiori, sappiamo che questo è sbagliato e che spetta alla nostra generazione e non solo provare a far luce su tutto questo. Abbiamo studenti che non sanno come permettersi i libri di scuola, abbiamo studenti che non sanno come permettersi i trasporti, abbiamo studenti universitari che non trovano una casa da anni perché gli affitti sono alle stelle e la residenzialità pubblica non ha risposto in tempo a questo tipo di esigenze. Davanti a questo sappiamo che il concetto di base è che il diritto allo studio non viene garantito e se il diritto allo studio non viene garantito in uno Stato che la Costituzione dovrebbe garantirlo, allora spetta alla cittadinanza e agli studenti mettersi in gioco, scendere in piazza e fare luce anche sugli investimenti che il governo fa e sulla prossima legge di bilancio. Sono circa 150 gli studenti alle mie spalle riuniti in corteo, al centro anche le richieste che farete al nuovo presidente della Regione Veneto. Assolutamente sì, si sta parlando in queste settimane tantissimo di biglietto unico, ne sta parlando anche il candidato della Lega Stefani, quando noi sappiamo che sono circa 7-8 anni che chiediamo a quella stessa rappresentanza in Consiglio regionale che ha avuto la presidenza tramite Luca Zaia di investire ad esempio in biglietto unico e trasporti agevolati per gli studenti. Per cui ecco, quella è una delle richieste principali, la residenzialità gestita dall'ESU, quindi investire anche da quel punto di vista in residenze pubbliche accessibili per studenti e studentesse, il fatto di riuscire a garantire alle famiglie di vivere il percorso universitario e scolastico non come qualcosa da potersi permettere, ma come qualcosa di garantito dallo Stato, dal Paese, dalla Regione. Queste dunque le manifestazioni degli studenti. Torniamo per un attimo a parlare della tragedia di Muggia perché ci sono degli aggiornamenti. Vi parliamo della mamma, è stata rinviata, data da destinarsi l'udienza di convalida dell'arresto della 55enne. La madre è accusata di aver ucciso il figlio di 9 anni a Muggia perché la donna è ricoverata all'ospedale dal momento del fermo. Allora la nostra redazione di Trieste, il servizio è, avverto la regia, madre in ospedale, il servizio, la nostra redazione di Tele4 ha intercettato l'avvocato della donna, l'avvocato della mamma 55enne che ha ucciso il figlio di 9 anni. Vediamo allora se riusciamo a vedere questo servizio realizzato dalla redazione di Tele4. Eccolo. Sì, sicuramente ho parlato con l'assistita su questo, al momento mantengo le informazioni riservate. Grazie, è sicuramente evidentemente provata e in uno stato insomma comunque psichico che richiede degli accertamenti e delle cure. Così l'avvocato chiaravalente e legale difensore di Olena Stasiuk, 55enne di origine ucraina, accusata di aver ucciso il figlio di 9 anni Giovanni tagliandogli la gola nel suo appartamento di Piazza Marconi a Muggia. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto non è stata possibile per legittimo impedimento. La donna è infatti ricoverata dal momento del fermo nel reparto di diagnosi e cura dell'ospedale maggiore di Trieste. Ci dovranno essere degli accertamenti clinici sul suo stato di salute e quindi confermo che non ha potuto partecipare all'udienza. Già chiara la linea difensiva, verrà richiesta una perizia psichiatrica sulla donna per capire se sarà in grado o meno di assistere al processo. Insomma, l'interrogatorio di garanzia è ovviamente rinviato a un momento in cui ci auguriamo potrà partecipare attivamente al procedimento e sicuramente sarà opportuno avere una valutazione clinica psichiatrica e una perizia psichiatrica sulla sua capacità di partecipare al procedimento. Questa era solo l'udienza di convalida.
Grazie allora alla redazione di Tele4, Marco Stabile e ai colleghi di Tele4 che sono usciti in tempo record a darci questo aggiornamento con l'avvocato della donna. Noi lasciamo la cronaca e diamo uno sguardo all'arte, diamo uno sguardo alla cultura, diamo uno sguardo agli eventi per il rilancio di Treviso con la vernice per la stampa ieri e oggi pomeriggio alle 5:30 l'inaugurazione ufficiale, l'apertura per il pubblico domani mattina della mostra evento, come sempre quando si tratta di Marco Goldin, da Picasso a Van Gogh, e Conte promette, il sindaco Conte promette che questo è un nuovo ciclo per la città. Oggi mettiamo in moto un volano, quello delle grandi mostre che mi auspico non si fermi più, tant'è che stiamo già lavorando anche per progetti futuri. Non un evento unico e irripetibile, ma l'avvio di un nuovo corso per la cultura trevigiana. Nei minuti in cui la mostra da Picasso a Van Gogh apre le sue porte per l'inaugurazione dedicata alla stampa, il sindaco Mario Conte ammette che con Marco Goldin, ideatore e curatore dell'esposizione di Santa Caterina, è stato intrapreso un dialogo per un progetto di lungo periodo che potrebbe portare a Treviso nuovi straordinari eventi. Io spero di sì, insomma io non avevo mai chiuso le porte e così come non ho intenzione di chiuderle, cioè le cose belle devono andare avanti, ovviamente devono sempre incrociarsi le esigenze alle possibilità, però l'auspicio è quello che possiamo continuare a lavorare insieme, anche perché sono convinto che porterà a un risultato straordinario. Si percepisce, no, il desiderio di mostra, il desiderio anche di vedere tanti turisti nella nostra città, e l'obiettivo è quello di dare continuità. Preferisco questa cosa non dirla, dobbiamo ancora iniziare a fare questa mostra e quindi è stato un lavoro lungo, 1 anno e mezzo, ci vuole tempo, quindi bisogna avere delle occasioni ottime. Questo sarà un riferimento importante anche per quello che si farà dopo, perché la qualità è molto alta veramente e non è facile naturalmente restare sempre a questo livello di qualità, per cui ci si prova, ma bisogna, ripeto, trovare le occasioni giuste. Goldin è per ora concentrato sull'apertura al pubblico di una delle mostre che più rappresenta i suoi studi, il suo lavoro e la sua storia. Un percorso a ritroso da Picasso a Van Gogh attraverso capolavori realizzati alle 2 sponde dell'Atlantico, a cavallo di 2 secoli, mettendosi nei panni degli artisti stessi. Per essere orientati verso il loro futuro, il futuro della pittura, si guardavano indietro chiaramente ai maestri che li avevano preceduti. Ecco, quindi io voglio far rifare ai visitatori esattamente quello che hanno fatto i pittori nei loro tempi. Treviso, che con questa mostra, aperta fino al 10 maggio, si propone come modello e piattaforma dell'offerta culturale in concomitanza con l'appuntamento olimpico, ha detto il sindaco. Chiaro che avere una mostra di questo genere con una qualità così alta di opere a 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza, quello che è da Cortina, è sicuramente una bellissima occasione, però è evidente che questo è un ulteriore fiore all'occhiello, ma noi speriamo di far bene fin dalle prime settimane della mostra, anche senza le Olimpiadi. Le visite guidate, l'audioguida, i testi che raccontano le sale e accompagnano le opere, unitamente al film sugli ultimi giorni di Van Gogh, visibile nella sala cinema appositamente allestita. Anche per il museo di Santa Caterina si apre un nuovo corso. Ci siamo presi l'onere di costruire nuovi spazi, nuove pareti, perfino una sala cinema, una sala lettura. Quindi è diventato, vorrei dire, un museo veramente di natura internazionale. Felicissimo che ritorni una cosa così importante a Treviso. Marco Goldin è garanzia assoluta di qualità e poi quello che ha portato qui è veramente l'unico evento europeo di questa mostra, per cui che avvenga a Treviso mi fa molto piacere. 61 dipinti disposti in 8 sale. È la prima volta che il Museo di Toledo, in Ohio, presta all'Italia una collezione intera, e l'esposizione di Santa Caterina, che avviene durante i 2 anni di chiusura per ampliamento del Museo americano, è l'unica occasione a livello europeo per vedere questi capolavori dal vivo. Dall'astratismo all'impressionismo, dal giallo e l'azzurro del ciclo di Ocean Park di Richard Ibercorn ai medesimi colori del campo di grano commietitore di Van Gogh, il capoluogo della marca si proietta a livello internazionale. Non a caso i partner istituzionali dell'evento, dalla Camera di Commercio all'Ascom fino a Fondazione Marca Treviso, hanno deciso sulla fiducia di appoggiare economicamente il progetto di Marco Goldin e del sindaco Mario Conte. Un grande volano questo appuntamento culturale per tutta la città, per il commercio oltre che per il turismo, per cui ci siamo organizzati. La città sarà
con delle vetrine addobbate con delle sagome dei protagonisti della mostra che inviteranno coloro che passeggiano in città e entreranno nei nostri negozi ad andare in mostra, e così coloro che verranno in mostra avranno l'opportunità di recarsi nei negozi e avere dei vantaggi, degli sconti e delle opportunità. Ricetta vincente che ha già funzionato in passato, dice Capraro, utile per incrementare la presenza turistica in città in un periodo, quello invernale, considerato bassa stagione. Picasso, Braque, gli impressionisti francesi e americani, le nature morte e i paesaggi, Morandi e Modigliani, i ritratti e i giochi di colore. Di quadro in quadro e di storia in storia, dal fine settimana la mostra sarà finalmente aperta al pubblico. È veramente una grande emozione, perché è un percorso che è iniziato 1 anno e mezzo fa, che ha visto anche difficoltà, perché indubbiamente una mostra di questo genere non è facile né per l'allestitore e anche per l'amministrazione, che ha dovuto veramente realizzare un luogo non solo accogliente, ma che anche andasse a rispondere a tutte quelle esigenze di sicurezza che una mostra di questo tipo, con delle opere di questo tipo, richiede. E le migliorie apportate al Museo di Santa Caterina costituiscono un investimento e un'eredità per il futuro. E la restituzione di spazi alla città e a tutta la comunità culturale, non solo, veramente straordinaria. Dalla grande cultura ai grandi temi come quello dell'ambiente, fra pochi istanti dopo l'ultimo break pubblicitario torna Ecovisioni con i nostri ospiti sempre molto importanti. Fra pochissimo. Eccoci all'appuntamento con Ecovisioni come ogni venerdì. Allora saluto subito e ringrazio Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora l'avete intravisto, adesso lo vedete meglio, graditissimo ospite di oggi in collegamento da Parigi il professor Carlo Carraro, che è professore di economia dei cambiamenti climatici all'Università Ca' Foscari di Venezia, è stato, e lo sapete bene, rettore dell'Università Ca' Foscari e vicepresidente dell'IPCC, poi ci spiegherà per chi non lo sa cos'è l'IPCC. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, Ferrazzi, noi partiamo oggi partendo dal generale per arrivare poi sul nostro territorio, ma partiamo da quello che sta accadendo in Brasile in questi giorni. Fino al 21 di novembre si tiene la COP30 a Belém e io leggendo insomma in questi giorni ho visto e ho letto che tra le tante cose di cui si parla c'è un allarme importante sulle emissioni globali di gas serra che raggiungeranno il record di 38,1 miliardi di tonnellate nel 2025. Partiamo da qui, come dicevamo, per capire cosa sta succedendo a livello mondiale e poi vediamo cosa accade, caliamo sull'Italia, l'Europa e soprattutto il nostro Veneto, le nostre coste. Cosa sta accadendo, Ferrazzi? A questa che lei adesso, di cui lei ha parlato, questa questione è la questione del tempo, è una questione gigante che riguarda tutti i paesi, tutte le persone, tutte le economie. Il cambiamento climatico è in atto da parecchio tempo ormai, è entrato nei nostri territori e sta modificando strutturalmente le nostre vite. Le sta modificando dal punto di vista meteorologico, le stiamo modificando dal punto di vista sociale, dal punto di vista istituzionale e anche dal punto di vista economico, perché le ricadute del cambiamento climatico sono talmente enormi, talmente abnormi, che hanno poi un rilievo trasversale appunto su tutti i settori e su tutti gli elementi che contraddistinguono la nostra vita. La COP a Belém in Brasile è il 30° tentativo che i paesi del mondo si danno per trovare un accordo che consenta a tutti di evitare di andare verso un baratro, perché di questo stiamo parlando, perché le conseguenze del cambiamento climatico rischiano di essere così devastanti da arrivare poi adesso a un livello di non più controllabilità. Ecco, l'obiettivo è esattamente questo: evitare, usare l'intelligenza, se non il cuore almeno l'intelligenza, per salvaguardare la nostra specie, per salvaguardare la nostra economia, per salvaguardare la nostra convivenza civile, perché tutte queste questioni sono oggettivamente in gioco all'interno della grande questione del cambiamento climatico.
Professor Carraro, allora parto anche con lei da qui, insomma, dalla situazione globale. Peraltro, per un profano, lei insegna economia dei cambiamenti climatici. È interessante anche soltanto la dicitura. Cosa vuol dire economia dei cambiamenti climatici? Beh, è un po' quello che Andrea Ferrazzi ha detto un istante fa. Il lavoro che facciamo è quello di analizzare le conseguenze economiche dei cambiamenti climatici, quindi gli impatti dei cambiamenti climatici hanno delle conseguenze economiche, ovviamente non solo economiche, sociali, ambientali, ma il focus qui in questo caso nel mio corso è proprio sulle conseguenze economiche e inoltre sulle conseguenze economiche della lotta al cambiamento climatico, quindi analizziamo le due facce della medaglia per capire quali sono i costi da un lato dei cambiamenti climatici e dall'altro i costi delle misure che dobbiamo mettere in atto per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici, sia nel campo della mitigazione, cioè riduzione delle emissioni, sia nel campo dell'adattamento al cambiamento climatico, perché in parte è inevitabile oramai, quindi dovremo anche imparare ad adattarci a un cambiamento climatico che abbiamo di fronte e che non potremo completamente arrestare. Lei è stato vicepresidente dell'IPCC. Di cosa si occupa l'IPCC? Si occupa di fornire supporto scientifico ai governi, è un'interfaccia tra la scienza e la politica, proprio sul tema dei cambiamenti climatici, quindi è formata da rappresentanti di tutti i paesi del mondo che si ritrovano, sono circa 300 scienziati che si radunano per scrivere uno stato dell'arte di quello che sappiamo sul cambiamento climatico, quindi una sintesi di tutto quello che sappiamo a supporto delle decisioni, quindi il fine non è tanto la sintesi scientifica, ma di farla in modo tale che sia utile ai paesi che devono prendere delle decisioni per ridurre ed affrontare il problema dei cambiamenti climatici. E l'approvazione, questo è l'aspetto importante, l'approvazione del rapporto finale non è soltanto da parte degli scienziati che l'hanno scritto, ma viene esaminato riga per riga e approvato da tutti i governi delle Nazioni Unite. L'ultimo è stato approvato da tutti i 195 governi. Ecco, scienze e politiche però almeno ultimamente trovano dei contrasti. Quanto è difficile riuscire a rompere un po' il muro anche della politica da parte di chi si occupa scientificamente di questi problemi? Ma nel lavoro che facciamo non è così difficile, a meno che uno non abbia un a priori ideologico contro, come nel caso degli americani di Trump adesso, ma insomma è un'eccezione. A meno che uno non abbia appunto dei presupposti negativi a priori senza nemmeno volerne discutere, ma tutti gli altri governi mandano dei loro rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, del Ministero degli Affari Esteri e partecipano al processo costruendo mano a mano il rapporto, quindi non è così difficile. Certo, qualche volta c'è qualche intoppo, qualche frase deve essere modificata, però alla fine il consenso è unanime perché si vota solo all'unanimità e i risultati sono importanti perché quello che oggi sappiamo sui cambiamenti climatici deriva proprio da questo lavoro. Ferrazzi, allora restiamo per un attimo sul globale e sul mondiale. Resto sempre su quanto l'allarme lanciato in questi giorni alla COP30. Lo stesso documento di oltre 100 scienziati da tante istituzioni del mondo che ha parlato delle emissioni globali di gas serra che raggiungeranno nel 2025 il record, dice che queste emissioni, petrolio, gas e carbone, sono destinate a crescere complessivamente oltre l'1% rispetto al 2024, nonostante mezzo secolo di avvertimenti scientifici, e c'è una distanza tra gli impegni presi nel 2015 a Parigi e l'attuale traiettoria climatica globale. Cosa è mancato da Parigi ad oggi? È mancata una coerenza delle scelte attuate. Succede spesso che governi nazionali, anche il nostro, sottoscrivono accordi internazionali delle Nazioni Unite, dopodiché quando tornano in Italia ci deve essere un problema di pressurizzazione degli aerei, le decisioni non sono conseguenti. Cioè spesso alcuni governi coprono perché non possono fare altrimenti decisioni internazionali, ma non le assumono come una vera dimensione di impegno collettivo per la propria nazione, e magari rincorrono anche alcune forze che hanno l'interesse di bloccare le trasformazioni necessarie, perché è di ogni evidenza che la prima causa di
emissioni di gas climalteranti oggi è il fatto che utilizziamo in maniera ancora massiccia a livello mondiale i combustibili fossili. Ma attorno ai combustibili fossili si sono sviluppate delle economie, diciamo da qualche decennio, che sono piuttosto forti e potenti e che immaginano di poter continuare invece a sviluppare le loro attività economiche quasi come se nulla fosse. E alcuni governi sono molto attenti a questi interessi, però non facendo il bene della propria nazione, perché non è mantenendo lo status quo che si crea la ricchezza delle nazioni, ma è attraverso la capacità di guidare i processi di trasformazione in modo tale che i propri paesi possano essere competitivi non solo nel breve periodo, ma anche nel medio e nel lungo periodo. E questa è la grande differenza. Servono governi e politiche lungimiranti che non si fossilizzino, appunto, per fare un gioco di parole sui combustibili fossili, solamente sul presente o ancora peggio sul passato, ma abbiano la capacità di guidare questi grandi processi di trasformazione. Attenzione, sono processi che sono ineluttabili, non li puoi bloccare. Cioè la trasformazione, per esempio, della produzione di energia da fonti rinnovabili è un dato di fatto. E allora dinanzi a questi sconvolgimenti, queste trasformazioni di carattere complessivo, fondamentalmente hai due modi di porti: o li guidi questi processi e quindi ne trai anche tutti i vantaggi, anche economici, di produzione di lavoro e di qualità della vita e di competitività per i sistemi economici nazionali, oppure li subisci, ma se li subisci vai verso un declino. Allora non vorremmo che per agevolare alcuni interessi precostituiti di alcuni potentati economici che sui fossili ci hanno straguadagnato si dimenticasse il vero interesse della nazione e degli italiani. Una delle cose che sta emergendo poi a livello giornalistico in questi giorni della COP30 è l'assenza pesante di molti capi di Stato a Belém. COP30 si va avanti tra assenze pesanti di capi di Stato, lo sguardo scettico di molti osservatori. È un segnale anche questo non proprio positivo, Ferrazzi? È un segnale grave, perché vuol dire che l'unica regola per guidare i processi in maniera sensata al mondo, cioè il multilateralismo, cioè mettersi attorno al tavolo e trovare delle decisioni comuni, è in grave difficoltà. E al multilateralismo si sta sostituendo la legge della forza, cioè si sta passando velocemente dalla forza del diritto alla forza del più forte, cioè sono legittimato a muovermi così perché sono più potente. E questo è un problema serio, quello di cui parlava adesso Carlo Carraro, l'uscita per esempio degli accordi di Parigi e il tentativo oggettivamente di indebolire sistematicamente tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite, non solo l'IPCC, da parte dell'amministrazione Trump, è un'operazione pericolosa per il mondo, noi crediamo pericolosa anche per gli Stati Uniti, perché vede, Trump ha fatto dire al suo ambasciatore presso le Nazioni Unite che non è nell'interesse degli americani sostenere i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, cioè la lotta alla povertà, la lotta contro diciamo, l'ignoranza, quindi il progetto per far crescere la scuola, la lotta contro il negare i diritti di una sanità che funzioni per tutti, avere il diritto di un'acqua pulita, combattere l'inquinamento e via dicendo. Bene, Trump è arrivato a dire questo, ma in questo modo si fa gli interessi di chi? Si fa l'interesse di tutti, dei molti, o si fa l'interesse di breve periodo solamente dei pochi? Io sono convinto, per esempio, che con operazioni di questo tipo alla fine non si fanno interesse nemmeno degli statunitensi. Professore, qual è lo scenario economico di fronte a un atteggiamento del genere di un Moloch come gli Stati Uniti? L'incidenza del governo federale sulle decisioni degli Stati Uniti è comunque limitata. Le emissioni negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni sono diminuite, come sono diminuite in Europa, in Giappone, in Canada, in Inghilterra. Cioè, a livello mondiale c'è una traiettoria di riduzione delle emissioni che è compensata dall'aumento delle emissioni in grandi paesi in via di sviluppo e in Cina. La Cina tuttavia ha cambiato rotta perché ha investito più di tutti gli altri nella transizione energetica e adesso è il maggior produttore di energie rinnovabili, soprattutto il maggior investitore dei circa 2.000 miliardi all'anno di investimenti, che è una cifra enorme in soluzioni tecnologiche a zero emissioni.
La Cina investe circa il 40% da sola, per cui le loro emissioni inizieranno fra un paio d'anni, inizieranno a scendere pure loro. Quindi c'è una traiettoria, solo che il movimento di cambiamento è troppo lento, è molto veloce in Cina, molto più lento negli altri paesi, in questo momento rallentato negli Stati Uniti, ma riprenderà, e rallentato parzialmente perché altre decisioni a livello statale o a livello delle singole imprese vengono invece prese nella giusta direzione, vanno verso la direzione di ridurre le emissioni. Quindi era già successo con la prima amministrazione Trump, sta risuccedendo adesso, gli impatti tutto sommato saranno limitati, ma questo rallentamento delle riduzioni di emissioni è comunque preoccupante, perché rispetto a 10 anni fa le emissioni sono ulteriormente cresciute, le concentrazioni di gas serra sono ulteriormente cresciute e la temperatura è ulteriormente aumentata. Abbiamo raggiunto quel limite di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali che sapevamo essere un po' la prima barriera soglia da non oltrepassare. Per cui quello che oggi dobbiamo fare è accelerare. La buona notizia è che gran parte delle soluzioni che permettono di accelerare sono diventate economicamente convenienti. Questo è il grande cambiamento dell'ultimo decennio. Prima le obiezioni economiche, rischiamo di rovinare l'economia, potevano avere un qualche supporto, anche se i danni da cambiamenti climatici erano superiori, adesso non c'erano più, perché c'è una netta convenienza economica in aggregato a andare verso questa direzione. Purtroppo l'aggregato nasconde degli impatti settoriali molto diseguali e in alcuni settori, in particolare in quello dei combustibili fossili, ci saranno delle perdite. Chi sta in quei settori fa resistenza, chi sta in quei settori cerca di opporsi al cambiamento, ma la convenienza economica è lì ed è inarrestabile. Per quello non sono pessimista. Stiamo però perdendo tempo e questo lo pagheremo in termini di danni nei prossimi decenni. Quello della convenienza, insomma, del fatto che convenga davvero poi guardare alla transizione è un messaggio che abbiamo sempre ribadito anche in questa trasmissione. Approfitto di lei però per calare un attimo sul territorio. Ha parlato della temperatura, dell'aumento della temperatura, mi viene subito in mente il Mediterraneo. Allora caliamo un attimo sul nostro territorio, Italia e Veneto, gli effetti, la situazione in questo momento tra l'Italia, l'area del Mediterraneo e soprattutto il nostro Veneto, le nostre coste. Allora, innanzitutto ho detto un istante fa che il livello delle temperature medie è cresciuto di 1,5 gradi a livello mondiale, da noi molto di più, siamo già a 2,5 gradi, quindi c'è da considerare il fatto che questo incremento medio è molto eterogeneo. Nella parte dell'emisfero nord, nella parte polare, abbiamo raggiunto già i 4,5 gradi di incremento e questo spiega perché l'Artico si sta così rapidamente sciogliendo. Noi siamo a circa 2,5 gradi, molto di più rispetto alla media. Qualcuno potrebbe obiettare, ma è poco, cosa sono 2,5 gradi? Alla fin fine è un piccolo cambiamento di temperatura, ne osserviamo di molto più ampi nel passare dal nord al sud del paese o da una città a una campagna. E pur tuttavia bisogna tener conto che in tutta la storia delle società umane, quindi da quando esistono le società umane, circa 12.000 anni a questa parte, da quando esistiamo come società umane non era mai successo che la temperatura fosse salita più di mezzo grado rispetto ai livelli preindustriali. Quindi l'incremento di 1,5 gradi è 3 volte più grande di quello che abbiamo mai sperimentato, quindi siamo già fuori da un range di tolleranza gestibile con le conoscenze che noi abbiamo. Ci aspetta un ulteriore incremento e soprattutto ci aspetta un incremento della frequenza degli impatti, soprattutto in termini di impatti idrogeologici, alluvioni, inondazioni, incremento del livello del medio mare. Inizialmente saranno di questo tipo e poi mano a mano si convertiranno sempre più in impatti legati a onde di calore e a siccità prolungate. Quindi perderemo soprattutto sul terreno della produzione agricola. L'agricoltura italiana sta già cambiando e dovrà ulteriormente adattarsi a temperature diverse. Sarà penalizzato il turismo perché nelle stagioni estive in certe aree, soprattutto del meridione, farà troppo caldo e ci sarà un'erosione molto forte delle zone costiere, quindi con la necessità di spostare, come un recentissimo rapporto tra l'altro
uscito in questi giorni della Società Italiana di Geografia dimostra, analizzando gli impatti dei cambiamenti climatici sulle zone costiere, mostrando come tantissimi, per esempio, stabilimenti balneari non saranno più utilizzabili nei prossimi 20-30 anni, proprio perché il livello del mare, anche con un piccolo incremento, sarà in grado di distruggere, grazie ad eventi estremi sempre più frequenti, installazioni di tipo turistico su una parte delle nostre coste. Avremo difficoltà con il turismo invernale altrettanto, perché lo zero termico si sta alzando molto, molto velocemente, e avremo delle difficoltà legate ad ondate di calore, soprattutto per la popolazione anziana in termini di salute, cioè il numero di morti, e lo stiamo già calcolando, l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha già pubblicato dei dati molto preoccupanti su questo. Il numero di persone che decedono anticipatamente durante delle ondate di calore è un numero crescente, e purtroppo questo numero tenderà a crescere ancora nei prossimi anni. Allora, questo è uno scenario davvero inquietante, però come diceva Carraro prima, il professor Carraro, siamo ottimisti e c'è la soluzione, c'è un percorso che è già stato intrapreso peraltro, ma che può essere rallentato, ed è quello della transizione, no? Ferrazzi, cosa manca ancora per far capire quanto sia conveniente? Ma guardi, tutte le analisi demoscopiche raccontano che gli italiani e gli europei sono per la stragrande maggioranza sensibilissimi a questo tema, anche perché, come abbiamo detto più volte durante questa trasmissione, non occorre essere scienziati per rendersene conto, cioè non occorre essere a livello di Carlo Carraro che studia quotidianamente a livello internazionale le questioni, basta uscire di casa, vedere quando piove cosa succede, quando grandina come pallina da tennis cosa mi è venuto appunto e quali sono le conseguenze, la tempesta Vaia, l'innalzamento del medio mare del Mediterraneo, la siccità che si alterna con inondazioni clamorose e via dicendo. La questione è quindi quella di lavorare su questa ipersensibilità in positivo, perché paradossalmente questi eventi catastrofici, che purtroppo aumentano non solamente di intensità ma anche di frequenza, perché questa è la conseguenza del cambiamento climatico sugli elementi, diciamo, meteorologici, può giocare in negativo, perché le persone, se sono spaventate, poi cercano un rifugio, e il rifugio migliore è dimenticare, far finta che non esista di tutto ciò, negare, e quindi magari pensare ad altro, cosa assolutamente positiva, ma nel frattempo le questioni restano. Allora è indispensabile che i governi del nostro paese, di tutto il mondo, siano coloro che invece lavorano nel positivo, nel dare risposte. La ricerca della tecnologia, la ricerca dell'economia sta dimostrando che è possibile costruire un mondo assolutamente che tenga insieme la sostenibilità e la competitività, ma anzi, diciamo di più, la sostenibilità e la competitività sono sorelle, non solo non sono antagoniste, ma sono sorelle. Le aziende nel micro e i sistemi paesi nel macro che hanno investito nella sostenibilità sono quelle che fanno quattrini. Io incontro quotidianamente, anche ieri sera a Roma, un dibattito con alcuni amministratori delegati di grandi aziende. Ora, finita questa trasmissione, andrò in Friuli a farne uno del tutto simile. Cioè sono tutti a raccontarti che loro investono in sostenibilità e quindi in transizione ecologica perché gli conviene. Allora conviene, lo diceva prima Carlo Carraro, cioè per esempio la produzione di energia pulita conviene anche economicamente, perché costa molto molto meno della produzione atomica, della produzione del gas, del petrolio, per non parlare del carbone e via dicendo. Quindi gli elementi economici ci sono tutti. Bisogna poi lavorare naturalmente per ridurre i tempi, quello che si chiama il permitting, cioè i tempi appunto di risposta positiva agli investitori che sono in giro per il mondo in cerca di luoghi in cui investire. Bisogna dare certezza normativa. La Cina sta sviluppando questa transizione, l'ha deciso ormai 20 anni fa, e da allora non ha mai cambiato linea. Noi siamo un paese invece che anche su fiscalità 5.0, quello che sta succedendo in questi giorni, abbiamo prima detto agli imprenditori che se compravano macchinari green avrebbero avuto un credito d'imposta del 35 al 45%, dopodiché questi si sono esposti magari aprendo linee di credito con le banche e di colpo gli abbiamo detto che stavamo scherzando, che quei soldi non ci sono più. Non è possibile andare avanti così. E terzo elemento, bisogna alzare la testa.
Non è possibile più una politica che guardi solamente all'oggi, bisogna pensare al futuro, bisogna rendersi conto che dimenticarci del futuro è la cosa anche economicamente meno conveniente possibile. Ho ancora un paio di minuti, professore, approfitto di lei per un'ultima domanda. Quale delle rinnovabili, delle energie rinnovabili, quindi il motore, il tessuto della transizione energetica ha bisogno di essere maggiormente aiutata? Ma guardi, effettivamente uno potrebbe concludere che non c'è bisogno di un aiuto economico per soluzioni rinnovabili basate ad esempio sul solare, sul fotovoltaico, sul solare a concentrazione, perché sono talmente convenienti. Cioè, produrre un megawattore di elettricità col solare costa la metà rispetto che produrlo col gas, quindi non c'è partita. Quello su cui dovremmo fare attenzione è il fatto che gli investimenti necessari per la sostituzione delle vecchie tecnologie con le nuove non devono gravare sulle famiglie meno abbienti, quindi la sostituzione ha bisogno di essere sostenuta per chi ha più difficoltà economiche, quindi andrebbero mirati gli incentivi per quel tipo di famiglie. La stessa cosa vale per le imprese. Alcune imprese trovano decisamente conveniente, quindi vanno comunque in quella direzione. Altre imprese, penso a quelle che hanno produzione ad alta intensità energetica, hanno bisogno di essere aiutate. Quindi bisogna lavorare con molta attenzione sugli incentivi, ma soprattutto sui permessi, perché ad esempio c'è un eccesso di domande di installazione di fotovoltaico in Italia, quasi 3 volte il fabbisogno, cioè le domande sono quasi 3 volte quello di cui avremo bisogno per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati a livello italiano, dentro ovviamente il contesto europeo, perché l'Italia ha degli obiettivi che derivano da quelli europei. 3 volte tanto, quindi basterebbe accelerare il sistema di autorizzazione per ottenere i risultati anche senza sussidi, che però appunto non deve far dimenticare che alcune fasce della popolazione e alcune tipologie di impresa vanno aiutate, vanno sostenute nella transizione, è il concetto di transizione giusta, è questo che non dovremmo dimenticare. Grazie davvero, grazie al professor Carlo Carraro, grazie e buon lavoro, importante il suo contributo di oggi, grazie davvero. Grazie a voi. Ferrazzi, abbiamo giusto il tempo per capire fra 2 settimane se sa già dirmi o se lo teniamo come sorpresa chi ci verrà a trovare? No, sarà una sorpresa, la stiamo costruendo in queste ore, sarà sicuramente un ospite di grande rilievo come sempre. Perfetto, allora grazie anche ad Andrea Ferrazzi e il prossimo appuntamento dunque fra 2 settimane con Ecovisioni. Ho giusto il tempo per darvi un aggiornamento importante perché quel problema che vi avevo raccontato all'inizio del telegiornale è stato risolto, quindi ripristinati, attenzione per chi abita in provincia di Treviso, sono stati ripristinati poco prima delle 12 numeri di emergenza 112, 113 e 115 in provincia di Treviso, che erano resi indisponibili dal problema tecnico nella centrale Fibercop di Treviso Nord-Ovest, quindi la situazione è tornata alla normalità, potete tranquillamente chiamare i numeri di emergenza. Era giusto darvi anche questo aggiornamento perché c'era stata qualche problematica ovviamente nelle chiamate di emergenza che sono fondamentali. Allora non mi resta che lasciarvi adesso fra pochissimo all'appuntamento come ogni venerdì alle 13:30 e c'è sempre poi questa sera anche alle 20:10 con Marco Goldin che ci racconta uno dei capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh a Santa Caterina, poi ci sarà il meteo, poi Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e alle 16:21 il film Il giovane Toscanini, regia di Franco Zeffirelli, quindi appuntamento imperdibile con il cinema, ma prima, fra pochissimo, ci sarà l'appuntamento con Marco Goldin che ci racconta e vedremo quale sarà uno dei capolavori della mostra a Santa Caterina. Grazie per averci seguito e arrivederci.